Con Giuseppe Tagliapietra al termine del derby di Trissino, insomma, oggettivamente si sapeva che magari non era questa la partita in cui il Breganze poteva andare a far punti. Ti chiedo un giudizio sulla prestazione della squadra. Buonasera a tutti. Noi non dobbiamo fare punti in queste partite, però siamo scesi in pista cercando di migliorare noi stessi, di essere uniti fino alla fine, cercare di tenere quantomeno il loro ritmo, cercare di non mollare mai su ogni singola pallina. Credo che ci siamo riusciti in questo intento, si può vedere anche a differenza di risultato, seppur minima, seppur comunque sempre un risultato schiacciante rispetto all'andata, abbiamo avuto un miglioramento, abbiamo avuto delle cose su cui abbiamo lavorato e siamo riusciti a migliorare veramente tanto. E il livello tecnico è diverso, però speriamo un giorno di riuscire a tenere testa anche a queste squadre perché sarebbe una bella soddisfazione. In cronaca abbiamo detto spesso che vedevamo una squadra comunque che credeva in quello che faceva, cioè difendevate molto compatti e provavate delle ripartenze veloci. Cioè, credo che la prestazione comunque il Breganze l'abbia fatta. Sì, noi abbiamo fatto, secondo me, un'ottima prestazione da inizio partita. Quando siamo arrivati non abbiamo pensato oggi veniamo qua a perdere, abbiamo cercato di scendere in pista per cercare di vincere, perché alla fine l'hockey è anche questo, e abbiamo provato fino all'ultimo. Sicuramente abbiamo giocato in modo un po' diverso magari rispetto alle altre partite, perché loro sono veramente forti, hanno una rotazione lunga, molte più gambe rispetto a noi, però siamo riusciti sì a tenere di testa, quantomeno all'inizio, poi vabbè hanno dilagato, però siamo soddisfatti perché alla fine abbiamo dimostrato che se vogliamo riusciamo a fare sempre passi avanti. Ti chiedo per chiudere quale deve essere la testa e l'atteggiamento del Breganze in previsione del finale di stagione. E dobbiamo cercare di tenere la testa come abbiamo fatto in alcune partite, come ad esempio con l'Odi, e per una partita e mezza che siamo stati sopra col Trissino a livello di mentalità con altre squadre, e non fare come magari in altre partite in cui molliamo la testa a un certo punto, in cui ci disconnettiamo. Dobbiamo cercare di dare un segno di forza, far paura agli avversari sotto questo punto di vista, come abbiamo fatto prendo per esempio con l'Odi, che loro secondo me hanno avuto, li abbiamo messi veramente in difficoltà, poi loro ne sono riusciti a uscire come squadra di vice campioni d'Italia, però dobbiamo continuare così, perché se continuiamo così possiamo riuscire nel nostro obiettivo, che è la salvezza. Noi ringraziamo Giuseppe Tagliapietra e facciamo un grosso in bocca al lupo al Breganze.